Bella a tutti ragazzi, verità di un nuovo video del Splash Mercato Batman Napoletano. Come state? Spero tutto bene. In questo video andremo a parlare del calciomercato, perché ho diverse notizie riguardanti il calciomercato. Allora, come prima notizia riguarda Mohamed Salah. Allora, l'agente di Mohamed Salah ha avuto dei colloqui con alcuni club di Serie A per un possibile ritorno in Serie A, nella massima serie italiana. Però al momento nessun club di Serie A soddisfa le richieste di stipendio della gente e del giocatore. Poi, come un'altra notizia abbiamo riguardante Robert Lewandowski. Allora, il giocatore sarebbe disposto anche ad accettare un nuovo rinnovo col Barcellona e a tagliarsi lo stipendio, ad avere un forte taglio di stipendio. Poi il Newcastle, Tino Livramento dovrebbe, rimandare sulla firma di rinnovo col Newcastle al termine della stagione, perché ha un interesse costante di altre squadre, come per esempio il Manchester City. Poi, come altra notizia, abbiamo una che riguarda l'Arsenal. L'Arsenal ha inserito il portiere del Borussia Dortmund, Dian Ramai, nella propria lista degli obiettivi per l'estate. Perché? Perché il portiere 24enne sta impressionando molto in prestito alla squadra della Heidenheim. Scusate per la pronuncia, non so se pronuncia. Poi abbiamo una notizia sul Napoli. Un attimo che la cerco, che me l'ho salvata. Faccio un piccolo taglio così la cerco un attimo. Ecco, allora, il Napoli nelle ultime ore ha accelerato molto, come vi posso spiegare? Il Napoli in pratica sta contattando molto il giocatore Milton Pereira, che può arrivare a zero a gennaio e tutt'oggi gioca nel Boca, però diciamo che visto che il Boca chiede prima il consenso dei genitori dei suoi giovani giocatori a un possibile trasferimento, o ai tutori tutori e poi ai legali del giocatore di trasferirsi. Infatti qua mi dicono che negli ultimi anni, le conferma delle parole che vi dico, negli ultimi anni diversi giovani calciatori del Boca hanno lasciato il club grazie alla responsabilità genitoriale, un meccanismo legale che consente ai genitori o ai tutori di svincolare un giocatore dal club fino alla firma di un nuovo contratto professionistico. Quindi in pratica i genitori dei giovani giocatori del Boca
possono richiedere lo svincolamento, quindi lo svincolamento immediato di un giocatore dal Boca Juniors fino alla firma di un rinnovo di contratto oppure una firma allo stesso stipendio se il contratto è lungo, tipo per 3-4 anni, se non arriva nessuna offerta. Poi abbiamo l'ultima notizia e poi chiudiamo il video. Allora, l'Avellino per il mercato di gennaio è molto vicino a prendere Marco Sala, che attualmente è un terzino del Como. E il club per l'estate ha messo anche nel mirino, cioè Marco Sala è un'opzione per gennaio. Invece, sempre l'Avellino ha messo nel mirino per giugno Alessandro Della Valle, difensore che attualmente gioca nel Modena in prestito dal Torino. Però diciamo che il club l'ha appena sondato, cioè non ci sono particolari condizioni di mercato, è stato solo un sondaggio. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like, ciao!